Ogni tanto mi capita di conoscere qualche milanese, bolognese, torinese che viene in vacanza in Sicilia. Io da siciliano, conoscendo i siciliani, gli do sempre un consiglio. Se avete un amico siciliano, del milanese che c'è l'amico siciliano e va in vacanza in Sicilia, non lo chiamare, lascialo perdere. Ti rovina la vacanza. Che la nostra non è ospitalità, la nostra è sequestro di persona. A volte capita che c'è Stefano, un milanese, no? Vado in vacanza una settimana in Sicilia, avrei il piacere di incontrare Carmelo, un mio vecchio amico, uno con cui abbiamo fatto il militare insieme, che abbiamo lavorato. Allora, che fa? Stefano chiama Carmelo, Carmelo, sai, vengo in vacanza una settimana in Sicilia, avrei il piacere di incontrarti. Da Carmelo, Stefano, ma che bella notizia, ma quando arrivi? Mercoledì alle 10:30 arriva a Catania. Stefano, ti vengo a prendere io, ti organizzo tutto io, ci paghi tutto così, non devi preoccupare di niente. Comincia così. Carmelo va al bar. C'è mercoledì alle 10:30 gira all'aeroporto a Catania a pigliare Stefano, un amico mio. Come al bar nessuno c'aveva niente di fare, comincia prima, Carmelo, ti faccio compagnia io. Sì. Poi c'è l'altro, se c'ho posto da macchina vengo pure io. Gli altri tre del bar, noi tre da soli che facciamo? Facciamo un'altra macchina, veniamo pure in altri. Poi c'è la nonna deve andare a ritirare le analisi, al zio gli dare un vestito, al zio un pezzo di ricambio. Per andare a prendere Stefano partono 7-8 macchine. Pare che sta arrivando Obama. A Catania all'aeroporto c'è un casino, arriva un aereo con 10 persone, c'è 150 macchine. Appena esce Stefano all'aeroporto, bacia, abbraccia, salute, fa sopra, con Stefano, ragazzi, finalmente sono troppo contento, tanti anni, finalmente ti sei deciso, vieni, e c'è tutta la famiglia, già 18 persone fuori. Allora, ma zia, ma cognato, ma nipote, figlio grande, figlio piccolo, l'altro fratello, fidanzato, l'altro figlio, l'altra ma cognato, cano, iatto, la scimmia, ma sorella, l'altra figlia, ma sorella. T'ho organizzato tutto io, non devi preoccupare di niente. Tutto qui. Oggi mangiamo a casa, domani mio fratello, mio cognato, mio zio, mio soggio, mia nonna e l'altro mio nipote. Poi ti porto a visitare il Tempio Greco, la Villa Romana, il Castello Normanno, la fortificazione. Sì, e Stefano, a mare quando ci vado? Un altro anno torno, non mi dico un torno, e dai. Allora, nel mio studio curo di tutto, dalle coppie single, gay, tutte nel mio studio. Logicamente non mi portate i novantenni no, no per voler discriminare, ma fare l'amore con un novantenne è come voler giocare a biliardo. Come? Come voler giocare a biliardo, no, con l'asta, ma con la coda. Capiamoci. Allora, mi occuperò delle coppie, soprattutto le coppie che hanno 30 anni, 40 anni di matrimonio, dove oserei dire che dopo tanti anni di matrimonio è un rapporto di necrofilia. Un cadavere che possiede un altro cadavere. Allora io porterò armonia, stupore e sapore nella coppia. Da me si fanno anche le sedute psicosessuali. Io interrogo l'uomo, soprattutto l'uomo. Ma perché l'uomo? Perché l'uomo? Perché l'uomo è rimasto un po' indietro negli anni. Diciamo che arrestavo i tempi dell'uomo della caverna. Sì. L'uomo ancora oggi quando vede una femmina che cosa fa? E poi non si è rimodernato di niente. L'uomo ancora quando finisce di fare l'amore ci dice a sa moglie, a sa compagna come ti passa. Ma che cos'è una gara di tuffe? È una gara di tuffe che chi deve asciugattellino e trova un voto. E poi non è una gara che qua arriva prima e ci danno un premio. Non è una gara. Ecco, l'uomo si deve dare una smossa. Ho detto in una mia seduta ad un paziente, ma lei, quando fa l'amore con sua moglie, ci parla? E mi disse, no, non ci parlo perché sennò ha lo sbiglio. Tale, una mano, me la un giubbottina, così capisce l'entità del danno. Ma stiamo scherzando? Sì. Ma vogliamo scherzare? Sì. Ma ha preso per un cretino! Tu sei un cretino, ma sì, se ero fermo lì non stavo perché facendo niente, io mi sto facendo le cose anche io! Così, tu non conosci le persone, capito? Così, guarda a me, vedi che mio padre è famoso nella zona, è chi che comanda, è un famoso pelato, che quando fa un fisco corrono almeno 20 cristiani. Lo capisci come mio padre? La Ibegio Collina. Parla tu lasciare di vero, ma no, parlava con Roggio. Ma che deve fare? Chi tu non sa che bisogna fare come fanno loro, perché è l'unico modo. Ma non è caso, coraggio, arrivò un malancino, mi stiamo cagando tutti in capo, mamma mia che paura! Oh, vedi che più grossi siete, che osservi questo funerale.
Forse tu non hai capito chi sono io, perché te le dire per forza. Io sono un cucino di quello che comanda nella piazza, chi dove venite te si Gino. Ma Gino cui? Gino Coccolino. Non ha mai comandato comanda me zio, Totuccio, chi dove tu tanto? Ma Totuccio come? Totuccio scafazzato. Totuccio scafazzato. Ma quando ha comandato mai Totuccio scafazzato? Lo sai quel mezzio? Questo zio. Mezzio è chi dove vinni i cozzoloddo potto. Come si chiama? Giovanni. Giovanni come? Giovanni Colera. Giovanni Colera, di che Giovanni Colera è mio padrino. Ma sei mezzio. Ma tu mi ragazzi un figlioletto Peppina! E tu così? Manuele! Manuele Muetto! Che funzioniere! Ma sei pazzi!